Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Alongi per l'ITV, la voce del campo, benvenuti all'ultima giornata, all'ultimo capitolo di questa stagione, questa regular season di eccellenza siciliana Girone A. Eccolo qui l'ingresso in campo delle due squadre, Casteldaccia, oggi formazione di casa qui allo stadio comunale di Marineo, Casteldaccia in maglia gialla, mentre Oratorio San Ciro e Giorgio in maglia schiacchi bianchi e rosso, formazione in trasferta. Tutto pronto per l'inizio della partita, dirige la gara il signore... dirigere la gara la terna arbitrale composta dal signor Azzolina della sezione Aia di Ragusa, gli assistenti Lalomia di Enna e Miliotto di Agrigento. Tutto pronto per l'inizio della gara, colloquio con il direttore, con l'arbitro, col signor Azzolina da parte dei due capitani, colloquio tra Presti Giacomo e Francesco Maggio per decidere chi avrà il primo possesso di questa gara e chi potrà iniziare sulla parte di campo preferita. Oggi partita delicatissima, importante per la potenziale salvezza o l'accesso e play-out della questa categoria. Solo 4 punti di differenza tra Casteldaccia e Oratorio San Ciro e Giorgio. In caso di vittoria del Casteldaccia e di sconfitta del Partinico Audace in casa l'Athletic Club Palermo nella giornata di festa lì allo stadio Fabazzo di Terrasini, il Casteldaccia sarebbe matematicamente salvo, evitando i potenziali play-out per la terza volta consecutiva. In caso invece di o pareggio o sconfitta qui o di punteggio contro l'Atletico e il Partinico Audace, si andrà ai play-out. Mentre prima di iniziare la gara, minuto di raccomando, minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco. Ci siamo, è tutto pronto quindi per quest'ultimo capitolo del Girone A d'eccellenza siciliana. Anche oggi domenica di grande calcio sui nostri schermi, su LTV la voce del campo, vetrina del calcio giovanile dilettantistico siciliano, sempre più in espansione, anche a partire soprattutto grandi progetti in vista della prossima stagione. Sono Filippo Alongi, anche oggi vi terrò compagnia per questa nostra esclusiva Casteldaccia contro Oratorio San Ciro e Giorgio. È tutto pronto, palla per i padroni di casa, pronto ad andare a mettere in gioco Mocciaro, il numero 10 del Casteldaccia, mentre viene segnalato forse un problema nella rete dietro la porta della San Ciro e Giorgio. Viene segnalato forse un foro nella porta della San Ciro e Giorgio, dietro la porta di Simone Marino. Partita che non vuole cominciare, sono circa 25 minuti di ritardo di questa 30ª giornata di eccellenza siciliana Girone A. Ci siamo, sembra si possa cominciare, arrivano i primi check per il fischio del signor Azzolina. Prima palla, come dicevo, in favore del Casteldaccia per la formazione di casa, prima palla per Mocciaro che potrà toccare per la prima volta per quest'ultima giornata di campionato e si comincia e inizia ufficialmente l'ultima pagina di questa stagione. Gestione per i padroni di casa del Casteldaccia con il Sheriff che può gestire lì in mezzo al campo alla ricerca del suo numero 4, Fazio.
Arcoleo può allargare, poi al capitano Presti Giacomo è pronto al lancio, vorrebbe andare a cercare qui direttamente Sferruzza. Ricordo chiaramente, inevitabilmente, due tempi da 45 minuti. Ora va giù un giocatore ma non c'è niente. Occhio, vorrebbero riportarsi in avanti i giocatori dell'oratorio. Fuori gioco qui. Il tentativo di andare in avanti sulla verticale. Con questo lancio si ricomincerà con il possesso del Casteldaccia che gioca lì poco dietro, poco prima della metà campo. Camiolo gioca dentro, non riesce a tenerla a Sferruzza, palla da un 9 all'altro, palla dalle parti di Vinicius. Una gestione, Gambino vede chi servire, pensa al lancio, pensa ad andare lungo il più possibile alle parti di Mattia Barbera che riesce ad agganciarli in qualche modo. In pressione su lui va un raddoppio difensivo avversario, può uscire dall'area di rigore così Casteldaccia che spazza senza mezze misure, concede soltanto la rimessa con le mani ai giocatori dell'oratorio San Ciro e Giorgio. Anticipo di Spampinato, palla che torna in mezzo al campo. Occhio qui con la pressione alle spalle di Pucci, riesce in qualche modo comunque a servire lo scarico, palla che ritorna un po' contesa da una parte all'altra, se la ribattono i giocatori delle squadre, la difesa all'altra. Si riprende con la gestione delle parti di Francesco Maggio, capitano della formazione ospite oggi. Prova a scappare sul lato, ottima anche la chiusura di Spampinato, riesce ad allungare il piede, allungare il contrasto, mantenendo anche il primo possesso per questa rimessa con le mani per il Casteldaccia. Ricordo partita importantissima, delicatissima, che avrà chiaramente anche un occhio lì allo stadio Favazza di Terrasini per il risultato dell'Atletico contro il Partì di Caudace. Ricordo oggi è già Athletic matematicamente promosso in Serie D. Oggi clima di festa lì a Terrasini, si sta anche con un occhio in quel campo, ma restiamo concentrati qui dal comunale di Marineo. Palla alta, si lotta ancora su questi palloni contesi. Spampinato, è lui che la tiene, vorrebbe andare lungo linea, palla un po' debole, sporca questa servita da Moccia, ha cercato un po' troppo raffinata, mentre riesce a uscire bene qui Calandra senza paura sulla gamba leggermente alta l'attaccante avversario. Calandra fuori dai pali, scambia con Sheriff, può andare in mezzo al campo. Pucci è chiuso la giocata per Sheriff, si fa in mezzo al campo, quindi Mocciara può portarsi in avanti alla ricerca degli attaccanti. Cercato una leziosità qui gli attaccanti Bomber Sferruzza nel tentativo di andare da Josef, quasi Sheriff che assolta non arriva. Ora ancora palla vagante, occhio l'imbucata centrale, deve proteggere Presti Giacomo, deve proteggere l'uscita di Calandra, riesce a fare al meglio permettendo la presa sicura al suo portiere che gioca veloce di lì dalle parti di Spampinato, il giocatore in maglia numero 2 in maglia gialla sul lato opposto ai nostri schermi. Josef Sheriff reduce da una pallonata al volto e cotta la rottura del sottonasale. Oggi giocherà con una protezione al volto. Calcio d'angolo che sarà per il Casteldaccia, prima che suona dalla bandierina della partita. Passa per i padroni di casa, si presenta dalla bandierina di sinistra Josef Sheriff per andare a battere. Noi ci concentreremo dentro l'area di rigore. Al vertice dell'area intanto c'è Pucci, è più propenso però al lancio verso l'aria. Eccolo che arriva, Sheriff vorrebbe andare sul secondo alla ricerca della testa di Spampinato, che prova ad aggrapparsi, a farsi spazio in area di rigore, non riesce però ad impattare. Palla spazzata via, occhio, portiere fuori poi deve andare a prendere lui Calandra. Quasi al difensore raggiunto in mezzo al campo della Presti Giacomo. Ora Arcoleo rischia qui con questa palla sull'aggressione di Vinicius che la strappa, poi appoggio dalle parti dell'11. Barbera anticipato, buono qui il colpo di testa di Enzo l'avversario, buono anche il palleggio del Casteldaccia, ma pecca forse in questa occasione nel portarsi in avanti alla ricerca del proprio attaccante. Spampinato prova a chiudere, palla che ritorna ancora per la formazione maglia bianca scacchi rossi. Pronta la botta da fuori, Calandra l'accomoda, la prende, la fa sua comodamente tra le braccia, riesce a tenere l'estremo difensore del Casteldaccia che invita lui come il suo centrale di difesa Raia alla calma, al gioco con senza fretta, senza voglia di forzare la giocata. Ce l'ha ancora Calandra, si mette tutto il tempo possibile. Metegi ora, non c'è accenno di pressione di Vinicius, lancia a lungo Calandra, va alla ricerca degli attaccanti. Mocciara anticipato, palla che torna da Pucci, poi sul lato di destra c'è una trattenuta ai danni di Fazio, trattenuta e calcio di punizione. Deve intervenire per la prima volta qui il diretto di gara a segnare un'irregolarità, un calcio di punizione per il Casteldaccia quando siamo al quinto minuto di gara di questo primo tempo di gioco, di quest'ultimo capitolo del girone A di eccellenza siciliana 2024-25.
che si candida per la battuta. Sono in due, uno è Sheriff, l'altro è Pucci. Ora vuole lo schema in avanti, prova l'allenamento sicuro. Poi al 10 Mocciaro scarica Sheriff, controlla col destro, serve il traversale sul secondo. Occhio lo stacco di testa di Spampinato che fa la torre per metterla dentro, resta vagante al limite dell'area. Ha provato qui la botta Pucci, cerca di prendere le misure della porta, cerca di avere confidenza con il portiere avversario qui Pucci. Questa volta finisce a mandare a largo, occasione per il Castellaccio che termina a largo di poco della porta difesa dall'estremo difensore Simone Marino. Loratero Sancire Giorgio sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere per la formazione oggi che sulla carta è ospite. Sappiamo che il comunale di Marineo è il campo di casa anche del Loratero Sancire Giorgio. Oggi sulla carta formazione in trasferta di casa del Castellaccia. Giro palla all'8, vorrebbe tenerla, gestirla ancora Consiglio che pensa di andare al lancio trovando per la testa del capitano avversario Presti Giacomo. Sferruzza, palla complicata da gestire col petto, forse è stato troppo corto rispetto al compagno. Matostà che la mantiene ancora il Castellaccio, la mantiene all'interno della di rigore con le mani Calandra. Camiolo vuole strappare, andare alla ricerca di Pucci, si schiera, si scende in campo con il 4-4-2 il Castellaccio con gli esterni larghi, 2 punti di riferimenti offensivi davanti, ma con le due mezzale, soprattutto Pucci, propensa al portarsi in avanti. In questo caso sono messi veramente vicini, eccole qui che scambiano per Coleo e Pucci. Riceve Pucci e gira da Sheriff che entra nel campo, si gira bene. Joseph Sheriff controlla col destro, la tiene lui, alza la testa, vorrebbe andare in area, palla che arriva Sferrusa, gira di prima, la sponda funziona. A cercare Mocciara, vorrebbe lo scambio ancora 1-2 che non si completa. Questa volta si ritorna con il possesso vagante tra i piedi del capitano Presti Giacomo del Castellaccia. Ancora giro palla giallo. Pucci si abbassa lui da prenderla mentre si porta qualche metro più in alto Arcoleo. Sventaglia ancora da Sheriff, comodo il controllo. Sheriff cerca di andare in mezzo, Mocciaro viene più dentro il gioco, cerca di cucire tra la metà campo e l'attacco, porta uomini in avanti Castellaccia, palla dentro, cercato Sferruzza, Spampinato in anticipo di testa, palla che torna stravagante, poi forse tocca con un braccio, ammette di averla presa. È più giusta qui la chiama del direttore di gara, il signor Azzolini che ferma il gioco assegnando un calcio di punizione per Loratero Sancire Giorgio. Lungo il lancio, Maggio trova Spampinato ancora di testa. Consiglio dal 10, va dalle parti di Daniello, c'è una chiusura, buon ottimo anticipo di Camiolo che ora riceve sullo scambio con Sheriff. Ancora Joseph Sheriff lascia scorrere, ne riesce a uscire bene, palla al piede di Castellaccio da una situazione di pressing avversario. Ora si fa spazio Mocciaro alla ricerca di Sferruzza, ancora i due che cercano di trovarsi sempre il più possibile come nel corso di questa stagione. Spampinato subisce qualche trattenuta, è quella che arriva la chiamata, c'è fallo e calciazione che sarà battuto veloce dai giocatori di maglia gialla. Raia apre, Presti Giacomo, Pucci trova Camiolo che si alza, si sovrappone sulla palla ricevuta da Sheriff. Il gioco di gambe, doppio passo destro a giocare in mezzo, prima Sferruzza e poi in avanti trova l'appoggio di prima, forse palla un po' corta, arriva a toccarla Mocciaro ma non a gestirla, a controllarla. Occhio, si porta in avanti con Vinicius Sanciro, se ne libera di prima, ripartenza Barbera, vorrebbe lottare contro il 6, Barbera ancora entrata di rigore, lo segue Camiolo, fallisce nel sterzare, poi riesce a rimediare per mettere un cross sul secondo che arriva troppo largo, comodo soltanto per Spampinato che può tranquillamente gestire, prendere e farla sua. Spampinato la chiedeva Sheriff, ancora non viene a controllo, si gioca su quel lato, quello opposto, non si schiena quello di destra davanti la panchina di Mister Tarantino. Occhio, palla per Sferruzza, si è regolare, mette giù Sferruzza, gira sul destro, vorrebbe sterzare, andare sull'altro lato, forse ha cercato una giocata di troppo qui Sferruzza, era una buona occasione, ricordo Sferruzza in lotta, in corsa ancora per il titolo da capocannoniere. Iniziato accanto all'Atletica, scambio buono qui Sferruzza e Sheriff, può andare dentro Joseph Sheriff per l'inserimento di Mocciaro, la manda alta dalla porta difesa da Simone Marino. Occasionissima per il Castellaccio di sbloccarlo in questi primi 9 minuti e 30. Sheriff tenta di servire l'assist in mezzo per Mocciaro che forse mantiene troppo il corpo all'indietro, colpisce sotto, la palla si alza ben alta dalla porta difesa da Marino ed è ancora 0-0 quando siamo alle 9 minuti e 30 come dicevo. Entra lì dallo stadio Favazza, Atletic contro il Partinico Audace, resta ancora sullo 0-0. Lancio girata di prima, Barbera tocca a Camiolo, ora la palla è sua, deve farla volare via, Sheriff non può arrivare, anticipo
Adesso Dani, palla che torna nuovamente ad essere per Pucci, che deve toglierla senza rischiare, c'è l'appoggio comodo da Calandra e questo è quello che viene servito. Calandra dal capitano Prestigiacomo, corto, Pucci si propone, la palla è sua ancora, Pucci cambia tutto, riceve un'altra volta a Camiolo. Pucci ancora dal 3 all'8, il suo scambio 3-2. Pucci ora sguarda in avanti, pensa di andare su una verticale, preferisce non forzare ancora e fa salire il suo capitano, quindi Prestigiacomo. Occhio, palla orizzontale, brutta, debole, rischiosa, con Rotaro che recupera, cerca di andare avanti con Barbera che può credere. Calandra ritorna in porta, Camiolo ci vuole andarla a prendere, Camiolo contro Barbera, palla tra i piedi dell'11 che cerca di incrociare sul secondo palo. Conclusione che termina larga senza trovare lo specchio della porta di Calandra. Ci ha provato Barbera con questo di incrociare sul secondo, sarà rinvio dal fondo comodo per il Casteldaccia. Oltre i primi 10 di gara, quando siamo all'11° quasi esatto di gioco di questo primo tempo, di quest'ultima giornata, la 30ª di Eccellenza Siciliana, girone A. Ricordo per chi è presentatore, sono Filippo Alongi, per LTV La Voce del Campo. Vi terrò compagnia per questi 90 minuti di gioco. Palla vagante in mezzo al campo, deve metterla giù Pucci, non c'è fretta, l'uomo alle spalle non arriva. Pucci si guarda intorno, vede chi servire, traccia le linee e trova Joseph Sheriff che arriva più duro sul pallone. C'è Falas, gioca per il vantaggio, dice il Singrazzolina. Sferruzza in mezzo a 3 maglie avversarie, vuole un cross, errore sull'appoggio, palla che sembra essere uscita, si sventola la bandierina, il guardaline sarà rimessa con le mani in favore del Casteldaccia. C'è ancora Sheriff giù, sta lasciando le scarpe, però nessuna complicazione. Statale Casteldaccia, Camiolo, Pucci si propone, c'è Camiolo ancora disponibile, tra due maglie sopra, Mancino bene verso l'area di rigore, forse più verso la porta, finisce per mandarla alta non trovando i compagni in aria, sarà semplice rinvio dal portiere in favore del Doratore San Cile Giorgio. Ha richiesto un cambio della sfera di gioco e cosa si può giocare con il capitano Maggio che la mette dentro la sua area di rigore corto. Maggio ancora disponibile nel giocarla, mentre rischia di complicarsi anche la situazione meteorologica, comincia a cadere qualche prima goccia sul comunale di Marine. Occhio, c'è tentativo di anticipo da parte di Raio per fallo ai danni di Pucci, uscita fuori tempo un po' scomposta nell'anticipare qui l'8 in maglia gialla. Si ricomincia il calcio di punizione già battuto da Raia. Pucci che ora scambia col suo compagno di reparto Arcole, ancora Pucci sul lato di destra, spampinato Prestigiacomo, controlla con l'esterno il capitano, guarda chi servire, sguardo lungo, cerca di andare in avanti cercando un lancio verso il suo bomber. Sferruzza di testa, messo giù, non c'è fallo. Arcoleo, Camiolo destro è scarico da Pucci, adesso torna lì ancora Pucci, è lui che la deve gestire, all'uomo alle spalle, ricomincia dalle parti di Calandra senza rischiare. Calandra, lancio alla ricerca di Sferruzza, che copriva la preventiva in caso di un errore dell'avversario. Occhio alla verticalizzazione del San Giro che si porta in avanti alla ricerca di Barbera. c'è dentro pure Vinicius, quello che viene cercato. Prestigiacomo legge bene questa traiettoria di passaggio, riesce ad anticipare e togliere l'area di rigore senza troppi rischi. Sheriff entra dentro il campo e lancia, serve Sferruzza, buono il lancio perfetto per Sferruzza come il suo controllo. Sferruzza poi si allunga forse un po' troppo dopo un controllo perfetto in grande stile sul lancio millimetrico di Joseph Sheriff. Si deve andare con il gioco, la gestione, Oratore San Cile Giorgio qui sotto i nostri schermi dalle parti del 10 Gabriele Daniello. Tarantino gioca corto, cercato ancora un riferimento offensivo del San Cile Giorgio, che soltanto non arriva, trovando soltanto il numero 6 Raia che con calma lancia in avanti, sbagliando però la misura del passaggio. Ora da un 6 all'altro, da Raia Maggio. Daniello corto sui nostri lati dalle parti di Tripiano. Francesco Tripiano può servire il compagno corto, preferisce tornare dietro senza rischiare, senza voglia di forzare la giocata e prendersi eventuali rischi in una zona troppo delicata. Si affida quindi a Marino, che poi serve Maggio, di conseguenza Tarantino. E ora Daniello
Lancia Daniello, vorrebbe Tripiano, occhio che è veloce. Francesco Tripiano contro Camiolo, lo va a prendere stretto, riesce a chiudergli lo spazio della giocata. Tripiano sull'uomo avversario, sul 3 giallo, sarà calcio d'angolo, la prima occasione della bandierina per Doroteo Sancire e Giorgio. Dal lato di destra, quando siamo al primo quarto di gara, 15 sul cronometro, Casteldaccio 0, Sancire Giorgio 0. In questi primi 15, a botta l'andrà Daniello. Non ci concentriamo però più dentro l'area di rigore. Ci sono 6 maglie gialle dentro l'area piccola. Occhio, battuta errata di Daniello, troppo bassa. Deve fare la sua Pucci su questo rivolto. E Sferrussa, perdonatemi. Resta lì ancora. Deve lottare Sheriff. Apre le braccia, si aiuta con le braccia. Infatti commette fallo. Secondo il signore Azzolina c'è fare calcio posizione, catturone stare per l'altro Sancire Giorgio, che può lanciare sul lato di sinistra. Buono il controllo, mette giù Tarantino. Lancia, vorrebbe andare Tripiano. C'è Camiolo in anticipo. Col destro trova in avanti Joseph Sheriff. Destro fuori misura. Consiglio, apre Daniello, vorrebbe il destro, poi la troppo verso Calandra, che con sicurezza la chiama e la fa sua, blocca Calandra, gioca corta da Presti Giacomo, arriva Vinicius che si riposiziona, pronto a sganciarsi in pressione. Presti Giacomo, palla che non è per Mocciaro, lascia scorrere, non arriva però nemmeno in questo caso Fazio, che si limita ad aumentare il pressing. Maggio, il capitano della formazione ospite. Palla in mezzo, Consiglio, vorrebbe girare di prima alla ricerca dell'attaccante, alla ricerca del giocatore in maglia numero 10. C'è un intervento duro ma regolare da parte di Raia, che va sul pallone sotto gli occhi di Azzolina. Avona un punto di vista abbastanza vicino. L'arbitro sullo scontro tra Barbera e Raia. Lascia proseguire il gioco, sarà semplice rimessa con le mani in favore dell'altro Sancire Giorgio, lì sotto gli occhi della panchina, sotto gli occhi di Rosario Bernardo, allenatore dell'altro Sancire Giorgio. La riconsegna agli avversari, qui Arcoleo, quella che tornerà la formazione ospite. Daniello, destro morbido alla ricerca di Barbera, che prova a girare di prima verso Vinicius, allontana via Presti Giacomo. Daniello contro Pucci, mette il piede più duro Daniello, la palla però torna ancora in maglia gialla per il padrone di casa, la chiama Sheriff, viene trovato, servito Joseph Sheriff, mette giù, perfetto, la spegne, la aggancia questa palla. Sheriff ora vuole puntare, chiusura avversaria, sarà rimessa con le mani in favore del Casteldaccia. Batte Sheriff, Pucci dentro, palla da Arcoleo, la chiama Sheriff, palla corta, non arriva, però recupera bene così Arcoleo. Sguardo verso la porta, potrebbe avere anche il destro per andare dentro, non arriva da Sferrussa ma dalle braccia di Simone Marino. Ora prova a fare correre i suoi sul lato. Di Peri, palla dietro dalle parti di Consiglio, rallenta l'avanzata, preferisce riflettere e gestire questo possesso l'allenatore Sancire Giorgio. Daniello vuole andare in avanti, Daniello trova Tripiano, disponibile pure Barbera, palla sul piede di Camiolo, che concede sotto un'altra palla agli avversari. Sembra essere calcio d'angolo, e così calcio d'angolo in favore dell'allenatore Sancire Giorgio. Ancora Daniello, sempre dalla banda di destra, la seconda occasione da calcio d'angolo per l'allenatore Sancire Giorgio. Sistema la palla il 10. Ancora solito mucchio dentro l'area piccola del Casteldaccio, con 3 giocatori, 2 pronti a entrare a palla in corsa, palla tesa, uscire dall'aria, poi da fuori Calandra su questo tiro della distanza, deve soltanto accompagnarla fuori con lo sguardo, prenderla e rimetterla in gioco con rinvio dal portiere. Calandra fa salire per il centro dei suoi, va al lancio lungo alla ricerca della tre quarti avversaria. Calandra non arriva su questa palla Mocciaro, ma un difensore avversario sì, e quindi rimessa con le mani per il Casteldaccia, che cerca di crearsi la prima vera e chiara occasione da gol della partita. Mette giù bene Spampinato, innesca la corsa di Fazio, che deve lottare ancora. Fazio alla ricerca del secondo palo, non trova nessuno, questa palla troppo forte. Sarà rimessa con le mani l'allenatore Sancire Giorgio. Sheriff in pressione, le toccare per ultimo.
rimessa lungo linea, l'ultimo tocco è stato di Camiolo, ancora Sancire Giorgio quando siamo al 20° di gioco, ma ancora 25 alla fine del primo tempo, partita iniziata da 20 minuti, 0-0 fin qui in questa 30ª giornata, l'ultima di questa regular season. Tripiano, rimessa al limite, lascia giocare il direttore di gara, Daniello, palla sul lato di sinistra, trova Tarantino che cerca di fare correre così sulla fascia di Peri, rimontato, recuperato bene da Spampinato che trova disponibile lì il compagno che si opone, Arcoleo vorrebbe Mocciaro, non riesce a tenerla, Daniello contro Fazio, arriva pure Pucci, arriva il fallo, la chiamata dell'arbitro per un fallo commesso, sembra essere da Fazio, del 10, ora cerca di avanti ancora Barbera, ma resta l'unico uomo in mezzo a tre maglie avversarie, non riesce a tenerla fin qui, costretto a fare il centravanti quasi il reparto, quasi da solo, con Vinicius che resta un po' dietro rispetto al suo numero 11, palla sotto di sinistra, Daniello vorrebbe andare dentro, tocca a Fazio, si infila Spampinato in mezzo a due, riesce a trovare il contatto e a trovare anche il calcio di punizione che permette ai giocatori del Casalci di fermare l'avanzata, riposizionarsi in campo e provare a reimpostare per la prossima. Batterà Calandra, colpo non è richiesto da lui. Calandra, pronto a battere questo calcio, mi sembra un fallo su Spampinato. Fischia l'arbitro, fischia il signor Sferruzza, Calandra si concentra per andare al lancio più lungo che può alla ricerca dei suoi centravanti, Sferruzza non arriva, il capitano Maggio sì. Capitano avversario Maggio, Daniello riceve la palla da Barbera per cercando di fare correre Francesco Tripiano che può sgassare sul lato, Tripiano torna dietro, va a scontrarsi contro Pucci, ora Daniello riesce a trovare bene l'appoggio qui Tripiano sul lato e Daniello allarga tutto sul lato opposto dalle parti del 4. Gambino cerca di giocare corto, errore sul passaggio, l'ultimo tocco è stato del Castellaccio, ha rimesso con le mani ancora in maglia scacchi biancherossi. Daniello si la pone dentro, si lo pone, il 2 riesce a ricevere, deve andarla a prendere Pucci, ancora su quella, ancora gestione tra Sancire e Giorgio, era riuscito a inserirsi senza impensierire la formazione avversaria qui Amodeo in mezzo al campo, a interscambiarsi tra le mezzale. Questione ancora della Sancire e Giorgio che gioca, lascia la battuta lì dal suo giocatore numero 7 Salvatore Tiperi. Tiperi dietro, poi al 4 Gambino, poi da Maggio ora, è il suo il destro che cerca Tripiano di testa, palla difficile da mettere giù, si appoggia, si affida alla gestione del suo numero 10, il suo numero 9 e poi il suo numero 10, quindi Vinicius, Daniello, ancora Tripiano, ce l'ha sul mancino, col destro va in avanti, Barbera pensa alla giocata Tripiano in posizione di fuorigioco, infatti arriva ora la chiamata puntuale da parte del direttore di gara che ferma tutto, ferma il gioco, riconsegnando il possesso delle parti di Calandra. Palla che torna gialla, Camiolo dal 3 al 4 da Camiolo ad Arcoleo, la chiama Sferruzza, Arcoleo non lo segue, se la viene a prendere Pucci, ancora lo scambio tra i due centrocampisti, Tarantino voleva una palla lunga verso gli attaccanti, presi Giacomo, Sferruzza di prima non trova lo scambio dal 10, ma la palla che rimbalza dalle parti di Fazio che vorrebbe tenerla in campo, cerca di girarsi, la palla resta sulla linea, invece no, l'ultimo tocco è stato giallo, rimessa con le mani che torna a essere per il giocatore Sancire Giorgio. Forse qualche tocco di troppo da parte di Fazio che ha cercato la giocata una volta visto che non poteva più tenerla in campo su quella zona. Deve sganciarsi in pressione qui Sferruzza, giocata di prima dalle parti del numero 2 Amodeo vuole in avanti, Spampia deve chiudere questo passaggio, bella che arriva dalle parti del 7, quindi Di Peri contro Spampia, andrà di rigore, se la porta sul destro, cross dentro, non arriva, l'aggancia qui Barbera, riesce ad arrivare però sul lato Camiolo, può correre Camiolo, insegue Daniello, cerca di fare correre Sferruzza contro il 2, palla che rimbalza, Amodeo alla meglio, ne approfitta su questo rimbalzo che resta comodo per il giocatore mai numero 2 del contro Sancire Giorgio, ma poi sul passaggio si perde con Tripiano, Sheriff contro Tripiano, va dentro Sheriff, cerca Mocciaro, non lo trova, Pucci vuole saltare l'uomo, Pucci intanto si avvicina e prende metri, va sul fondo,
Pucci ancora, strappo vena di rigore, Tripiano va a chiudere, allunga il contrasto col piede, arpiona questa palla e calcio d'angolo che sarà per il Casteldaccia, sarà battuto dall'otto, sarà battuto da Pucci. Cambio quindi questa rispetto alla volta precedente in cui il calcio d'angolo è stato battuto da Sheriff da quella posizione. 2 per parte, calci d'angolo, entrambi dallo stesso lato di gioco. Detto, occhio, dentro. Arcoleo mette giù, viene aggredito da 3 maglie avversarie che lo portano all'errore, lo conducono a una conclusione larghissima, rinvio dal fondo che sarà per l'oratore San Ciro Giorgio. Rinvia al portiere. Marino a battere mentre riceve forse un sollecito da parte dell'arbitro per velocizzare il gioco. Gestione, lancia è lungo. 65. Vorrebbe andare alla ricerca del suo numero 11 Barbera. Allontana via così Raia con la palla che torna a essere vagante. Vorrebbe lottare a Mocciaro contro il 4. Mocciaro contro Gambino. Va giù Mocciaro. Il fallo è stato commesso ai Soldani. Calcio in posizione che sarà per il Casteldaccia. La posizione abbastanza defilata, alza la metà campo sul lato di destra con l'opposto ai nostri schermi. Presi Giacomo, gioca corto, spampinato in mezzo. Palalotto, Pucci, gioca Sheriff, si pure Camiolo, Josef Sheriff, viene avanti, Sferruzza di prima, doppio scambio, ancora Sferruzza, palla sul destro, viene chiusa su quel piede, non è riuscito a portarla, avere lo spazio, lo spray per il tiro, riesce a chiudere bene l'ottavo San Ciro Giorgio. Pucci resta ancora in avanti per il Casteldaccia. Pucci vuole lo spazio per la giocata, pensa di andare in avanti, guarda lo scambio con il suo numero 10 Mocciaro, la tiene, c'è forse una spinta, tutto regalo per l'arbitro, ancora lascia per seguire il gioco per la ripartenza dell'ottavo San Ciro Giorgio. C'è una chiusura giudicata a regola da un 7 all'altro. Va giù Di Peri, Fazio gliela toglie e la tiene lui ora. Fazio vuole puntare, vuole saltare il 3, vuole saltare Tarantino. Fazio va dentro l'area, palla comoda per Simone Marino che va a lancio lungo, veloce, a velocizzare verso Barbera. Di prima ancora incrociare, larghissimo questa volta. Sarà rimessa con le mani, sembra. Sono arrivati al fondo, arriva al portiere per arriva al fondo per il Casteldaccia. Andrà Calandra quindi. Cerca di scappare, di strappare Arcoleo. Con il lancio in avanti a cercare Sferruzza. Buona copertura di Maggio. Occhio, si infila pure Mocciaro. Riesce a rimediare, a recuperare bene Tarantino che stringe dentro per andare a dare un supporto sui centrali di difesa. Raia, Pucci. La tiene lui col destro, riesce a gestire, andare in avanti. Pucci, palla corta verso Arcoleo. Tenta di mandare a Sheriff, trova un anticipo sul passaggio. La vuole Pucci, è lui che viene trovato. Camiolo Pucci, destro si gira, sguardo in avanti verso l'area. Pucci vorrebbe Sferruzza, anticipato. Maggio qui con grande stile con la giocata, trova pure l'appoggio al suo numero 10. Maggio allarga con l'esterno, di trivella quasi verso Barbera. Barbera contro Raia, c'era l'11, gioca al limite, palla che arriva, Maggio resta in area di rigore, allarga sulla di sinistra sulla salita del suo numero 4 Gambino. Alessio Gambino contro Spompiato, palla messa dentro, Camiolo allontana con Pucci che prolunga in avanti, ma il possesso resta per il momento ancora San Ciro Giorgio. Gioca dal 6. Maggio vorrebbe l'inserimento di Di Peri. Deviazione gialla rimessa con le mani che sarà per l'oratorio. Per la formazione ospite, mentre ci avviciniamo sempre più alla prima mezz'ora di gara. Sullo 0-0 momentaneo, tutto lì parità a reti inviolate, quando siamo sempre più vicini ai 30 minuti. 29esimo esatto che scatta ora. Sheriff tocca ma non basta, Tripiano trova lo scarico dietro, ora gestione al 2. Daniello contro Pucci ancora, Daniello cerca riferimento offensivo, vuole Barbera, di prima sarà libera, gran lavoro qui da parte di Barbera che trova Tripiano. Tripiano vuole saltare l'uomo, cerca il cross, Camiolo smorza la giocata di Francesco Tripiano. Ora vorrebbe tenerla ancora Camiolo contro Barbera e questo è un nuovo scontro. Camiolo deve ritagliare una deviazione avversaria, cerca un contatto che non c'è al momento, arriva ora il fallo chiamato dall'arbitro, da qui vediamo perfettamente, cercherò di raccontarlo io quando si arriverà all'inquadratura. Calcio in munizione che sarà per il Casteldaccia. Nella partita 65 iscritti, sempre costante. In fila dei litini attaccanti. Da fuori? Da fuori o da dentro?
fuori, 65. Va lungo Calandra. A cercare Sferruzza, non lo trova però. Trova la chiusura di Maggio, il capitano della formazione ospite. Pucci in mezzo, occhio, è scappato bene Fazio che vorrebbe il tiro, finisce per colpire il compagno, cioè colpire Sferruzza. E poi Marino la prende da fa sua. Prima intanto occasione cercata in un tiro dalla distanza. In maniera però un po' sfortunata, colpendo il compagno. Ora lancio sul lato opposto. Cerca di fare correre le compagno sul lato di Peri, di testa gioca in mezzo, Vinicius vuole arrivare, trova l'appoggio corto, quindi Daniello, anche ora Gambino di prima, buona qualità per andare alla ricerca di Barbera. Altrettanto ottima la chiusura di Calandra, che segue bene Castellini di passaggio, a trovare pronto con le mani per andare a anticipare l'attaccante avversario. Presi Giacomo, Pucci, disponibile qui Camiolo Sheriff, la tiene tra i piedi Joseph Sheriff, destro in mezzo, quindi di primo Arcoleo verticalizza bene trovando così Mociaro che cerca la delle porte di Pucci vuole puntare, vuole il fondo, Pucci sulla profondità, Mancino dentro, deviato, resta ancora in campo e spazza via più che può l'altro Sancile, Giorgio Condrello che si vende però il rischio di un controllo errato. Sheriff destro a cambiare tutto, sbaglia qui Joseph Sheriff, cercava una giocata che non riesce però apre dalla gara sul lato opposto, forse pure lo spazio per andare in porta, sarà rimessa con le mani in favore dell'altro Sancile Giorgio, che può approfittare di prendere qualche secondo dopo questo momento di gara in cui stava alzando un po' i giri il Casteldaccia. Ora gestione dietro, Tarantino, consiglio di Peri, vuole Barbera, palla troppo lunga, buona solo per Calandra. Calandra presi Giacomo, Pucci, cerca di scappare Pucci, palla corta, arriva prima Daniello, ancora va a chiudere lui Pucci, riesce a mettere il colpo davanti, recupera ancora, perfetto fin qui in fase interdizione, in fase di nuova posizione del gioco, il numero 8 ancora con la palla tra i piedi, forse fin qui quello che l'ha toccata più volte in questa partita. Sferruzza vuole andare dentro, Sferruzza, Mocciaro ha cercato una giocata che non riesce, poi la carezza fuori, Arcoleo salta l'uomo, viene messo giù, c'è fallo e calcio di punizione, buona qui la giocata da parte di Arcoleo che riesce a passare l'uomo e poi prendere bene il tempo, costretto a spendere il fallo il giocatore Sancire Giorgio, sembra non arrivare provvedimento in questa dinamica, in questa situazione, sarà calcio di punizione, ma una mattonella veramente interessante per il tiro verso la porta del Casteldaccia. Vediamo chi va a battere, o Pucci o Fazio, sembrano essere loro i principali candidati, ma sembra non ci siano dubbi. Andrà Pucci a battere questo calcio piazzato col destro, mentre ne richiede 5 in barriera Simone Marino, ne vuole più possibile a chiudere la prima porta. Pucci pronto col destro a girare sul secondo, almeno sembra essere questo l'indizio fornito dalla postura del corpo in fase di battuta. Fischia l'arbitro, Pucci va col destro, colpisce la barriera però non riesce a mandare verso la porta da Daniello, non spazza, la tiene tra i piedi, prova ad impostare con personalità, si porta in avanti al contropiede così con Gambino, l'oratorio si sovrappone pure Di Peri, palla sua sul lato di sinistra, Presti Giacomo l'aspetta e quindi Di Peri destro alla ricerca dell'area, manda via bene così, Raglia la fa volare più lontano che può Mocciaro, una giocata quasi da karateka. Sferruzza arriva, anticipo di Maggio, è lui che lancia bene, Maggio ancora centro dei piedi buoni, perfetto con il controllo di Peri che è fuori gioco di rientro, però fuori gioco di Peri al momento del dribbling, tentativo di dribbling nell'andare contro Spampinato. Per la cattura a Calandra. Raglia gioca da Presti Giacomo, Spampinato si propone su quel lato Arcoleo, cerca di tenerla, vediamo quale sarà stato l'ultimo tocco, questo del 7 di Peri dell'oratorio, rimessa con le mani che sarà quindi per Spampinato che può andare dentro, maniera corta però verso Mocciaro, non arriva a ricevere, si fa da un 10 all'alto, Daniello, Pucci tocca, deve prenderla Camiolo, arriva lui prima dell'avversario, Tune non riesce ora a tenerlo, ora quindi Daniello, occhio superiorità per il oratorio che può andare dentro.
Daniello torna sul lato, vorrebbe il destro sul secondo, palla troppo lunga, non può arrivare Vinicius, arriva a tenere l'ora ma c'ha 2 maglie di sopra, va giù, l'arbitro fischia per una simulazione di Vinicius, giallo nelle mani del signore Azzolino, non cade nella trappola di Vinicius che ha cercato un contatto in mezzo a 2, ci ha provato, non ci è riuscito in questa occasione, fischia Azzolina e c'è giallo come da regolamento in caso di simulazione. Ammonito Vinicius. Buona l'interpretazione della parte dell'arbitro, anche di personalità nel fischiare una regolarità del genere. Ammonito il primo della partita, Vinicius, l'attaccante del numero 9 dell'oratorio. È lungo il lancio, mancano 10 alla fine del primo tempo più eventuale recupero. Sferruzza non arriva, deviazione dell'oratorio che trova la presa sicura da parte di Simone Marino. Giocata corta, Maggio il capitano. Palla dietro, Marino ancora. Gestione, giro palla dalle parti delle giocatori più bassi del Lotroncile. Giorgia, palla di rigore. Vorrebbe andare dentro il campo, palla fuori misura. Modeo trova la chiusura sicura di El7 che riesce a entrare dentro da Fazio da Pucci, dal 7 all'8. Pucci vuole puntare Daniello. Pucci ancora gioca dietro, gestione, scarico servito, quindi dal 3 ora si va al 6. Camiolo Raia ha del rispampinato che deve abbassarsi un po', arriva da Mocciaro, la deve girare Mocciaro, c'è la Trepiede, arriva col tempo giusto da Pucci, Pucci verticale, Sferruzza di prima, mette in porta per il gol, arriva Fazio, il gol dell'1-0, il gol dell'1-0 del Casteldaccia che arriva su una buona impostazione, a pochi tocchi dal Casteldaccia che riesce a proporsi con persone di andare in avanti. Sferruzza questa volta da goleadore serve l'asti, se fa il gol che fa l'1-0 per Fazio. Casteldaccia 1, Rosato San Ciro e Giorgio 0, gol di Fazio che decide il risultato al 37esimo. Decide il Setra, decide Fazio, freddo sotto porta, non può sbagliare contro Marino che prova a chiudere più spazio, più specchio della porta possibile, al tentativo di uscire verso l'attaccante, arriva con freddezza Fazio e fa l'1-0, Casteldaccia 1, Rosato San Ciro e Giorgio 0, assist di Sferruzza, gol di Fazio. Quindi cambia il risultato, 37esimo minuto di gioco di questa 30esima giornata di Eccellenza Siciliana Girone A. Trovando il gol di Fazio su assi del bomber Sferruzza, manda via Spampinato, non vuole rischiare, via fuori dalla struttura, rimessa con le mani per l'oratorio. Messa con le mani, nonostante qualche tentativo di chiamata di un calcio d'angolo, chiaramente non c'era. Gestione oratorio, Gambino tenta di andare dentro, bene, qui di testa palla al 3, Camiolo, poi spazza via più che può, Raia mandandola via con la rimessa con le mani in favore dell'oratorio. Andrà Modeo a giocare con le mani. Amodeo a corto, lungolinea Francesco Tripiano che però non sembra essere lui richiesto per la giocata, va dentro l'aria, Amodeo alla ricerca di Barbera, trova Raghi, di testa arriva prima, quindi Mocciaro di prima, dopo il controllo lascia lì Sferruzza, palla forse corta, Fazio tocca e cerca il lancio davanti Arcoleo, Sheriff è il numero, la giocata belliosa, Sheriff che si esalta, Sheriff cambia da Sferruzza. Sferruzza ancora, palla da fuori, vorrebbe il tiro, murato però dal numero trasversale, murato da Tarantino, Arcoleo e poi Camiolo con il Castellaccia che ha preso fiducia, ha preso confidenza sulla partita per il gol trovato da Fazio 2 minuti fa. Camiolo ancora, recupera in maniera regolare su Daniello, giocata verso Sheriff, palla dentro, non arriva Sferruzza, ha cercato la giocata col tacco, ha cercato forse il gol elegante qui Sferruzza, non arriva ad appoggiare in rete, palla ottima servita da Sheriff che si fa trovare sempre pronto a servire palloni utili per i compagni a entrare di rigore quando è chiamato in causa. C'è a terra un giocatore, c'è a terra Arcoleo, arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni del ragazzo a terra. Mentre si riprenderà, vediamo se quella rimessa con le mani dal fondo, sembra essere rimessa laterale per l'oratorio.
Chi è quello? Vieni a svegliare. Appunto perché ti fa male la gola. Si rialza l'Arcoleo. Dovrà però lasciare il campo momentaneamente. Questa introduzione dell'ingresso in campo dello staff medico. Potrà rientrare sotto direzione dell'arbitro qualora la palla si termina sul lato opposto. Quindi tra qualche secondo. Ma se può arrivare, sono distanti dalle parti di Arcoleo. Giocata, si gioca sul lato di sinistra. Da un 7 all'altro, da Di Peri a Fazio. Di Peri al 4, Gambino vede dove andare, prova lo scarico andare in avanti, chiusura su Barbera, si resta ancora lì, deve cambiare, torna in porta, può rientrare, ora Arcoleo si ristabilisce quindi la parità numerica in mezzo al campo. Calandra con cui ha dovuto sporcarsi i guanti più di tanto fin qui in questi primi 41. Siamo a 4 minuti dalla fine del primo tempo regolamentare, più eventuale recupero, finora non si è perso particolarmente tempo, non mi aspetto un recupero abbondante, o potremmo anche non esserci. Vedremo cosa dirà l'arbitro. Fazio mette bene giù. Fin qui autore del gol che decide 1-0. Finisce per perderla però. Di Peri. Dopo l'appoggio con Tarantino. Ancora il 3, ancora Tarantino. Prova ad andare dall'8 e sulla palla. Alza la testa. Vede chi servire Consiglio. Impressione Mocciaro. Costretto all'appoggio dietro senza rischiare, senza voglia di portare in avanti. Marino. Ancora Consiglio. Questa volta va a prenderlo Fazio. Palla verso Amodeo, corto Daniello, la tiene però Amodeo, il numero 2, mentre Sheriff lo va a prendere. Lancio lungo di Amodeo, troppo lungo, buono soltanto per il recupero del Casteldaccio, che può andare comodo dalle parti di Calandra, che ancora non spreca la presa con le mani. La protezione si è tolto lungo. Presti Giacomo. Si sgancia palla al piede. Pucci sale Camiolo, resalito in copertura Sheriff, in avanti Sferruzza, la ritrova così l'oratorio, ora occhio alla ripartenza del contropiede tentato dall'Odoro Sancire Giorgio. Poi l'altra Di Peri, lo aspetta Spampinato, spinge di più su quel lato fin qui in questo primo tempo, sul lato di Spampinato che fin qui si resta nel protagonista di un grande primo tempo di quantità e di qualità, con corsa, con gamba. Sarà deviazione gialla e calcio d'angolo in favore dell'Odoro Sancire Giorgio. Dalla banda di sinistra in cui possiamo vedere sia la battuta del calcio d'angolo sia l'area di rigore. Cross dentro, va giù Sferruzza, serie di deviazione in maglia gialla, hanno toccato già 3 volte prima di terminare via. Altro calcio d'angolo ancora sempre da quel lato, sempre Consiglio incaricato di battere il calcio d'angolo. Andrea Consiglio a 2 dalla fine del primo tempo regolamentare, salta bene di testa così Fazio, allontana, manda via, rimessa con le mani che starà per l'oratorio. Vede chi servire, nuovamente Consiglio, lascerà la battuta. Ancora, questo si va da Amodeo, pronto al lancio lungo verso l'area di rigore, cerca di mettere il cross con le mani qui Amodeo, non sembra essere proprio della stessa opinione, ci riflette, si prende un po' di tempo per andare alla giocata. È quello che arriva Amodeo dentro l'aria, vuole far saltare Vinicius in 2 per andare a prendere, un po' di confusione qui, gioco tocca con un braccio, arriva la chiamata di Maggio, verde la grande Iazzolina per un fallo di mano di Maggio, tocca con un braccio il capitano del Odoro Sancire Giorgio. Calcio di punizione per un fallo in attacco contro la di rigore del Casteldaccia quando siamo al 44esimo quasi minuto del primo tempo di gioco. Lungo il lancio, Sferruzza contro Amodeo, insiste Sferruzza, ha tante maglie di sopra, Sferruzza vorrebbe inventare qualcosa, riesce comunque a strappare un calcio d'angolo agli avversari sulla deviazione della difesa dell'Odoro Sanciro, e calcio d'angolo che sarà per il Casteldaccia. Batterà questa volta Joseph Sheriff, sempre da con la banderina. Sheriff destro sul secondo, salta Spampinato, non la trova e deve spazzarla via ma in maniera un po' timida, così Barbera resta in avanti Pucci, colpisce sul volto Tripiano, Pucci è lui che la deve tenere, gioca dietro senza rischiare, come da consiglio di Calandra che continua a comandare e a gestire, a incoraggiare dietro i suoi. Presti Giacomo si porta in avanti Raia,
la vorrebbe il 10, Mocciaro difende quando siamo a 10 secondi al 45esimo. Mocciaro sotto gli occhi dell'assistente, gioca dietro, deve difendere la Rai, va giù, cerca il contatto, lo trova, non c'è fallo. Ancora ci sono un po' di scintille in mezzo al campo su forse qualche calcio da terra. Presi Giacomo, Vinicius alle spalle, Presi Giacomo cerca un numero, occhio al rischio lì, mette giù Presi Giacomo e spazza via con personalità, mentre può passare così per questo primo tempo di gara. 1-0 Casteldaccio sul gol di Fazio, finisce senza recupero questo primo tempo di gioco. Casteldaccio 1, San Ciro e Giorgio 0 nei primi 45, mi silenzio qualche minuto, ci sentiamo dopo l'intervallo al secondo tempo di gioco, sempre per il TV La Voce del Campo.
Pronti per ricominciare, riprende il gioco, 1-0 per il Casteldaccio per i 45 su rete di Fazio, sull'assist di Sferruzza. Quindi torniamo in campo, torniamo in linea. Occhio fallo qui subito ai danni del difensore maglia numero 6 del Casteldaccia. Resa giù Raia, viene richiesto un intervento in campo della panchina del Lodro San Ciro e Giorgio. Occhio che Vinicius è l'unico ammonito di questa gara. Subito pronti via per questo primo tempo. Arriva un fallo. Ricordo 1-0 ancora in questo momento lì allo stadio Favazzo di Terrasini. L'Atletico Palermo pareggia 0-0 con il Partinico Audace, partita seguita quasi in parallela, in quanto c'è l'interesse di un'eventuale sconfitta del Partinico Audace contro l'Atletic. Il Casteldaccia eviterebbe direttamente i playoff con la salvezza matematica della regular season. Al momento playout. Ricordo chiaramente partita, devo dire, salvezza parliamo di una potenziale salvezza nel caso di una sconfitta del Partinico Audace, di una vittoria del Casteldaccia per la differenza di 10 punti, quando non si faranno i playout, per differenza dei famosi 10 punti. Al momento però non ci sono gli estremi per questa dinamica. 0-0 lì allo stadio Fapazza, quando restiamo qui in campo dal Comunale Marineo. Su 1-0 per il Casteldaccio sul gol di Fazio. Calandra, lui che lancia la lunga mentre può entrare in campo intanto Raia. Comodo consiglio dalle parti di Gambino. Gambino contro Pucci, contro l'avversario, ancora Gambino che vuole insistere, va più dura per il 15, l'unica sostituzione del primo tempo, è entrato intanto in maglia numero 15, ce l'avevamo persi durante l'intervallo, ve lo comunicherò tra qualche istante quando si fermerà l'azione. Sheriff controllo, in anticipato però palla dalle parti di Camiolo, Vinicius arriva prima sul possesso, la palla ritorna ancora a Toro San Ciro. Gambino gioca dietro, appoggio, palla tolta, riesce a ritrovare così il 7 in mezzo al campo. Pucci ora vuole andare dalle parti del giocatore numero 6 Raia, spampinato, mentre vi comunico la sostituzione. È entrato in maglia numero 15 per il Casteldaccia Angelo Cirafici. Questo è un nuovo cambio dell'intervallo, ritorniamo quindi in linea. Palla all'8, gioca, gestisce Pucci alla ricerca del di sinistra, prova a spingere ancora Spampinato, tenta di tenerla in avanti al limite, avrebbe la botta da fuori Fazio, sicuro sulla presa, senza alcun rischio, senza alcuna preoccupazione Marino. Ora occhio che trova un buon controllo di Pucci che mette giù sul rinvio avversario. Presti Giacomo, la penalità del numero 15 Angelo Cirafici. Pucci gioca da Presti Giacomo e poi la palla torna ancora in mezzo al campo dalle parti del giocatore maglia numero 6 Raia, Spampinato, deve scorrere Pucci, palla buona per Fazio che si è cambiato posizione all'intervallo, più dentro il campo, quasi da centrocampista, forse cambia anche modo, dobbiamo inquadrare meglio questa ripresa. Il modo del Castellaccio vuole puntare così il 7, vuole puntare Di Peri, torna dietro, appoggio dal 4, Gambino lancia, va sul lato opposto, ricerca di Francesco Tripiano, trovando per l'anticipo di Spampinato, ora può andare avanti il campo aperto Sheriff, mentre aspetta l'avversario, Sheriff per Sferruzza, eccola che arriva il bomber, Sferruzza vuole passare ancora, Sferruzza bene, verso la porta, chiusa bene qui, frena sul primo palo, riesce a toglierla dalla porta Simone Marino. Ottimo intervento qui su Sferruzza che non riesce a trovare la porta, ma un intervento deciso su questa palla, su questo uscito sulla palla bassa di Simone Marino, e concede soltanto il calcio d'angolo al Casteldaccia. Calcio d'angolo alla bandiera di sinistra, ancora Sheriff pronto ad andare col destro a rientrare. Sheriff verso il secondo palo, Rai di testa, fa la sponda in aria mentre salta Spampinato, si arrampica, non arriva a metterle in rete, palla che termina fuori, rinvio al fondo, rinvio al portiere per Lodro San Ciro e Giorgio. Occasione ancora per il Casteldaccia, quando siamo vicini ai 5 di gioco di questo primo tempo di gara. Lancio lungo, palla al 6. Sbaglia qui in questa dinamica Raia, scambio con il suo allenatore Tarantino, rimesso con le mani che sarà per Lodro San Ciro, Tripiano.
Daniello la perde, la recupera così il Casteldaccia, gioca per avanti in 10, vuole strappare ancora Sferruzza, ha messo giù, non c'è fallo, lascia proseguire tranquillamente il gioco al direttore di gara, senza interruzioni, senza chiamate, senza fischi. 50esimo, 5 minuti sono passati già dalla ripresa, ancora resta il momentaneo risultato di 1-0 su come dal primo tempo di Fazio. Su assisteri del bomber Sferruzza, palla persa qui da Di Peri, va dentro Cirafici, arriva, prova la botta Mocciaro alla ricerca del secondo palo, non trova la porta, conclusione che termina larga di poco, ci ha provato Mocciaro ma sembra esserci una deviazione, così deviazione sul tiro del 10 e calcio d'angolo che sarà per il Casteldaccia. Calcio d'angolo Casteldaccia, ancora Sheriff che va dentro col destro verso il primo, palla che non si alza a sufficienza, Barbera vuole togliere di testa, c'è un fallo poi dentro l'area, fallo Dani Di Maggio, calcio di punizione che sarà per l'Oratorio San Ciro. Lungo il lancio, vorrebbe correre così il 2, vorrebbe tenerla spampinato, si prende un rischio su questa rovesciata errata, a chiudere il disimpegno il Presti Giacomo che spazza e lancia via lì dove non ci sono avversari. Fazio sempre più dentro il campo, Calandra lungo il suo lancio, Calandra vorrebbe andare in avanti, si ritorna così dalle parti di Mocciaro che riceve questo appoggio dalle motivazioni errate degli avversari, spampinato la tira in campo quasi sulla linea laterale, ora gestisce Pucci, salta l'uomo, va in avanti Mocciaro di prima, ricerca di Camiolo che si lancia allo spazio, Camiolo largo di pochissimo sul primo, ci ha provato Camiolo con l'inserimento, segue benissimo, traccia bene questa la traiettoria del pallone per andare verso la porta, prende il tempo ai difensori e appoggia leggermente largo dal primo palo della porta difesa da Marino. Occasione per il potenziale 2-0, si resta ancora soltanto un gol sopra per il Casteldaccia con il vantaggio minimo fin qui. Fazio, protagonista del gol che vale fin qui 1-0, vorrebbe Sferruzza, doppia deviazione, Camiolo cerca di riportarsi ancora lì centralmente, c'è la chiusura di Amodeo, mette giù e trova l'appoggio corto semplice delle partite del suo compagno in università Di Peri. Vinicius lotta, cercata ancora Vinicius, Presti Giacomo è favorito, preferisce spazzarla via più lontano che può, a vuoto qui Mocciaro, Sheriff mette giù, Joseph Sheriff, scarico comodo semplice con Mocciaro che vorrebbe fare con ancora il solito Camiolo, sconto da numero 3, non arriva Camiolo, prima di lui c'è Tarantina, rimessa con le mani che sarà per l'Oratorio, gioca veloce, gioca corto dal suo portiere Simone Marino. Marino, Barbera, Daniello e ora palla per Francesco Di Ripiano, la perde sull'arrivo di Sheriff, un po' superficiale su questo controllo Tripiano, Sheriff arriva più dura, riesce a toglierla, poi Calandra non evita il calcio d'angolo, palla sporca ricevuta dall'estremo difensore del Casteldaccia, sarà calcio d'angolo per l'Oratorio San Ciro Giorgio. Calcio d'angolo Oratorio. 1-0 ancora a casa sul gol di Fazio. Cross messo verso il centro dell'area, tocca Barbera ma la manda altissima dove Calandra può prenderla e bloccare e andare giù. Calandra la palla sua. Calandra ha disponibile ai compagni dentro l'area, andrà al lancio lungo ancora, l'ennesimo lancio di Calandra, portiere dotato di un gran rinvio, ora mette giù. È più meglio di sole. Lungo il lancio, Però non arriva qui Mocciara a giocare da Camiolo che ora insegue, c'era Di Peri, c'è il 7. Di Peri vuole correre, lo va a prendere Cirafici, deciso il contrasto duro quando passa per toccarla e mandarla fuori, si riesce a tagliare anche la rimessa con la mano a suo favore, grandissimo intervento qui in copertura di Cirafici, ancora velocizza, vorrebbe mangiare da Fazio, Cirafici dietro, Calandra, palla dietro, Calandra ancora, lungo lancio sulla sinistra, con il tacco vorrei mandare Mocciaro, non arriva a tenerlo spampinato, rimessa la tale che sarà per l'Oratorio. Mentre arriva un sollecito dell'arbitro, qui un richiamo per spampinato, richiamo verbale semplicemente per il 2 del Casteldaccio, sarà rimessa con le mani fuori l'Oratorio San Ciro Giorgio, quando ci avviciniamo ai 10 minuti della ripresa. Mocciaro, tocca ma si ricomincia dal 3, Tarantino.
Lungo Maggio, prova a andare lungo, bene qui dalle parti di Di Peri, trovato, servito Di Peri contro il portiere, contro il numero 15. Arriva la chiamata per fuorigioco da parte dell'assistente dell'arbitro che segnala posizione regolare di partenza di Di Peri. Riferma tutto, riconsegna del possesso così a lei Casteldaccia. Arriva una richiesta di cambiare il pallone. Il signore Asolina sistema la posizione per la battuta. Quando siamo al 10º della ripresa, in cui sull'1-0 per il Casteldaccia. Calandra, palla di prima, Sferrusa gira, Camiolo all'uomo alle spalle, va dal 15, gioca in mezzo, ancora Pucci, deve vedere dove andare Pucci, cerca la giocata dentro, arriva, serve lo scarico comodo da Fazio che per una fretta di giocare gioca lì dalle parti del suo capitano. Spampinato, Joseph Sheriff entra dentro il campo, sbagliando il passaggio e quindi Vinicius che vorrebbe andare sulla ripartenza, ancora lì Tripiano, alza la testa, comodo c'è l'appoggio corto alle porte di Consiglio che ritorna dal 5. Tripiano morbido con l'esterno destro a cambiare tutto, cerca di sventagliare, deve chiudere il difensore appena del Casteldaccia, lo fa bene, riesce ad arrivare puntuale sulla chiusura, arriva comodo ancora un'altra volta e sicuro di testa Angelo Cirafici, ma il numero 15 è entrato all'intervallo per il Casteldaccia. Certo che torniamo, ci siamo, eccoci qui. Sferruzza, la mette giù Sferruzza. Ora vuole puntare salto lungo, ancora Sferruzza. Manca la sua rete, Sferruzza. Entra in rigore, salta tutti, va giù. Non c'è niente per l'arbitro, c'è per seguire il gioco. Sferruzza ne va saltati 3, forse addirittura uno di troppo. Non c'è contatto dentro, non c'è contatto falloso. Ha cercato di andare solo contro il portiere, questa volta riesce a trovare una chiusura decisiva alle sue spalle. Ora palla al 10. Che tenta l'imbucata di Sheriff, non riesce, destro sul lato opposto ma comodo solo per Prestigiacomo che dà una testata al pallone. Camiolo, Sferruzza, fuori gioco di Sferruzza, arriva la chiamata dell'assistente che segnala un fuorigioco di rientro di Sferruzza. Palla ancora Torres, spampinato di testa, più deciso di Daniello. Sembra aver perso un po' l'entusiasmo rispetto al primo tempo che era più dentro il gioco. Tarantino la chiama da Amodeo, la riceve dal 2 al 3, dall'altro all'altro. Amodeo Tarantino di prima, gran giocata, deve aggrapparsi, si gioca per il vantaggio. Palla al 4, Gambino vorrebbe la palla lunga, comoda solo per Calandra che riesce a ritrovare a fare la sua. Con i piedi Calandra ancora, non ha fretta chiaramente. Prestigiacomo, Pucci, Raia ora sale Spampinato, si fa centralmente, vediamo Ciora che vuole girarsi con l'uomo alle spalle. Amodeo riesce a chiudere in maniera ruvida ma regolare lì sotto gli occhi delle signora Solina. Maggio, palla che resta in gioco ancora con Sferruzza che giù, siamo Ciari giù, perdonatemi. Palla dal 7, Di Peri vuole puntare, Mancino, traversone sul secondo da Barbera che salta ma non arriva. E ora Fazio, vediamo cosa cercherà, qualche difficoltà nel mettere questa palla giù, ritorna ancora dalle parti di Consiglio. Sheriff tocca col tacco, apre le braccia, si abbraccia, poi colpito al naso, lì dove proprio è dolorante. Mi sa mossa studiata nel danni di Sheriff e calcio munizione che sarà per il Castagione, resta dolorante a terra Joseph Sheriff. C'è un giallo in mano per il signor Azzoni, vediamo rivolto verso chi? Avvicinato il 2. Giallo per Spampinato. Il 2 del Casteldaccia. È ammonito Spampinato. Mentre Tarantino chiede spiegazioni al direttore di gara. Si accende un pochino la partita. Peppe, chiamati. Sheriff, il piede in bocca.
Mentre arrivano le esultanze dalla panchina, vediamo conferma se è così. Ancora non è arrivato il segnale per il campo, arriva il gol dell'Athletic Club, festeggia quindi qui sugli spalti in campo il Casteldaccia. 1-0 per l'Athletic, anche lì allo stadio Favazza. E questo è un gran segnale, per un gran messaggio, una gran notizia che arriva dal comune di Marineo. Mentre c'è ancora qualche animo caldo in mezzo al campo, c'è cambio anche nell'altro San Siro, fuori Daniele, maglia numero 10, al suo posto il maglia numero 15 è entrato Diego Mastropaolo. Fuori il 10, entra il 15 nell'oratorio, fuori Daniello, dentro Mastropaolo. Fatti perdonare, Ricca. Ancora non siete sceriff, e lì è ancora soccorso alla panchina. Ricordo ha subito una rottura del stonasale in settimana. 60esimo, 61, prima ora di gioco che va 1-0 per il Casteldaccia. Serappi che ha bisogno di consolidare e mettere un sigillo su questo risultato. Decide fin qui la rete di Fazio, rete del vantaggio minimo fin qui. Camiolo si arrampica, c'è fallo commesso dal 3 del Casteldaccia e calcio di munizioni in favore dell'oratorio San Siro. Tarantino gioca in mezzo, Paralotto deve gestirla, consiglio e cambia lato di gioco, va sul lato di Amodeo. Ora potranno giocare con più entusiasmo i ragazzi del Casteldaccia dopo la notizia arrivata dalla panchina di messa Tarantino. Palla lunga, sarà semplice rinvio al fondo per il Casteldaccia che non ha fretta di rimetterla in gioco, andare a prendere direttamente Calandra. Riceve un altro sollecito da parte dell'arbitro Calandra di velocizzare il gioco. Invita ancora ad alzare il baricentro dei suoi, pronto all'ennesimo lancio lungo. Giocatore che sorprende per risultati di rinvio. Aspetto sempre più cruciale, oltre al gioco, all'impostazione al basso ricercata nei portieri, già dai primi calci. E si vede sempre di più nei portieri giovani che salgono di categoria in categoria. Palla scomoda di Gambino, buona solo per Prezzi Giacomo che protegge verso l'arrivo di Calandra che ha a disposizione la presa con le mani ancora. Blocca ora Calandra, Prezzi Giacomo il capitano. C'era lui. Vuole il lancio lungo, ci crede bene Mocciaro, rincorso dal capitano Maggio. Mocciaro contro Maggio, resiste il 10, potrebbe andare dentro, ricerca di Camiolo, palla leggermente lunga, buona per l'anticipo di Marino che ora prende, va in avanti, disturbato da Camiolo, c'è un giallo per il Camiolo che ferma la ripartenza, ha ammonito pure Camiolo. Ammonito Camiolo, ammonito Spompinato, 2 gialli fin qui di questa seconda azione di gara. Più il giallo per Vinicius, quindi sale a quota 3 il numero di ammoniti della partita, 2 nel Casteldaccia, entrambi rimediati in questa seconda azione di gara, uno solo nell'altro San Siro Giorgio. Lungo Maggio non arriva a tenerla in campo, questa volta di Perri, rimessa tale che sarà per il giocatore numero 15, fin qui l'unico cambio del Casteldaccia. Angelo Cirafici, altra diversa di Cirafici ancora. Vorrebbe giocare di Perri, c'è Tarantino disponibile dietro. Giocata ancora, ricercata, ce n'è 9, Vinicius vorrebbe andare dentro, Vinicius occhio palla sul destro, chiuso però sul ripiego, sul recupero da parte di Fazio che poi mette il corpo davanti, sente le mani sul corpo e va giù trovando il contatto e il calcio di punizione che permette di rifiatare i suoi. Non ha interesse nel rischiare il Casteldaccia, può aspettare per il momento. Batterà direttamente Calandra quando mancano 25-26 per l'esattezza alla fine dei 90 di gioco. Calandra con calma, lungo il suo lancio alla ricerca dell'area, Maggio di testa la manda di più e più lontano che può, Gambino non sente con Barbera, va giù, non c'è fallo. Anche ora Mocciaro vorrebbe andare a Sferruzza cerca di portarla sul destro, scalciato, non c'è niente, lascia proseguire qui l'aereo, intervento al limite ai danni di Sferruzza mentre continua a poter essere
Caseldaccia è andato giù, Sferruzza, intervento veramente al limite. Gli arbitri assistenti hanno considerato un tratto di gioco regolare. Con il gioco che prosegue. La palla era totalmente fuggata, ha preso di lato. Calandra lunga il suo lancio, vorrebbe Mocciaro, di testa la gira, sprizza per inserimento di Sferruzza, palla che sembra essere lunga, intervento con il piede altissimo di Marino, mentre c'è un giocatore zoppicante in campo, si rialzò Amodeo, mentre continua ancora il gioco spampinato di testa. Tripiano deve puntare, l'avversario che ha ammonito preferisce ancora giocare con lo scarico dietro, mancano 25 alla fine, siamo al 65 e 30. Amodeo, Marino, palla da Maggio, il capitano la trova, vuole scappare Tarantino, palla sua, ora in avanti, cerca di far correre Vinicius, giusto le teste di Presti Giacomo, rimessa con le mani che sarà per l'Otto San Siro. Di Peri, Tarantino e poi dentro va dall'otto. Consiglio quindi, apre da Amodeo, Consiglio, giro palla ancora da San Siro Giorgio con tutte le casse che aspetta, da Sferruzza che resta l'unico nella metà campo avversaria. Calandra, arriva l'uomo e blocca con le mani, non ha fretta di giocare chiaramente Calandra. Nonostante il vantaggio sia ancora minimo di 1-0, c'è priorità assoluta nel portare i 3 punti a casa, mentre occhio potrebbe arrivare qualche notifica dallo Silva Passa, viste le azioni sulle tribune. Vediamo intanto, restiamo pure in campo collegati qui dal comune di Marineo. Vinicius di testa la gira, di me alla meglio così Raia, Sheriff di testa, appoggio servito, palla che resta ancora vagante, Mastro palo non arriva, Sheriff lascia col tacco, quindi Pucci. Mocciaro pensa di andare alle parti di Sferruzzo, tocco morbido ma resta basso, non l'alza come si sarà. Mocciaro ancora, palla verso Joseph Sheriff, di prima se ne libera Fazio. Ora palla tua ancora, si ricomincia da dietro per il Caseldaccia, 67esimo, mancano 23 al 90. Presti Giacomo lungo, non arriva Tripiano, riesce a recuperare ma c'è anche un fuorigioco di Sferrussa, fuorigioco di il 9 e poi che torna ancora per l'Otto San Siro Giorgio, mentre resta giù un giocatore della formazione ospite, Amodeo, che si rialza ora ma resta ancora fuori dal campo, può chiaramente giocare visto che è fuori. Momentaneamente in 10 con nomi meno l'Otto San Siro Giorgio, mette la palla fuori per fermare il gioco. Ora verranno verificate le condizioni del ragazzo a terra. Questo è un gioco un po' confusa, quando il giocatore è fuori. No, non si può fare questo però. Non il giocatore non dovrebbe essere solleto. Sì. No, non lo so. Poi l'acqua. C'è il 20 minuti ce la fa, dai. Il 20 minuti ce la fa. Il ritardo non c'è voleva. Ma ce la fa, dai, tranquillo. Prima del gioco Camiola riconsegna a Marino quando mancano 21 minuti alla fine. Un attimo, torniamo in linea, eccolo qui, palla del 4, Gambino. Cilafici non può sganciarsi, preferisce temporeggiare la palla da Presti Giacomo che deve uscire su Gambino, ancora Gambino sulla linea di fondo, palla messa dentro, troppo lunga, troppo profonda, buona solo per la rimessa con le mani che sarà in favore del Caseldaccia. Rimessa laterale Caseldaccia, mentre ci avviciniamo sempre più negli ultimi 20. Sono 1-0 qui e 1-0 anche allo Silva Passa dell'Atletic. Ci siamo sintonizzati su 2 partite contemporanee quasi, con questa in campo, una partita satellite dal campo di Terrasini, dove
già al di là del risultato lì è pronta la festa come l'hanno presentata nero rosa per l'Athletic Club. Per il Castellaccio è fondamentale che si mantengano questi due risultati. Sferruzza ha bisogno di andare, Sferruzza non riesce a mantenerla lì, complice anche il raddoppio avversario, 70° di gioco ufficiale, 20 più eventuale recupero alla fine. Palla al 6, Raya contro Vinicius. Raya lontana, Spampinato la tiene in campo e ora dal set di Peri, ma l'ha perso sull'arrivo di Pucci, uno tra i migliori del primo tempo, che nel secondo si è lasciato un po' al contenimento rispetto all'arrembaggio del primo. Presti Giacomo l'andare morbido, Sferruzza è lui che la tiene, continua a provare a boccare, Sferruzza ancora chiuso alla doppia di marcatura dal Maggio e dal capitano avversario, il vice avversario, Maggio e Taranti rispettivamente. Ora Gambino con calma, con eleganza, con classe, Alessio Gambino. Mentre aspetta il Casteldaccia, Gambino ancora. Palla sul lato mentre Sheriff deve sganciarsi su Tripiano, sarà libero di Priaversco. Tripiano ha bisogno però forse di qualche scusata in più l'oratorio per provare. Tripiano si affida all'appoggio, al gioco corto, non riesce sulla doppio avversario. Sferruzza sale, Sheriff, la palla è sua, deve puntare all'avversario. Joseph Sheriff ancora, Sheriff esterza, ce l'ha sul destro, pronto andare rasoterra dentro. Sporca Lotto, sporca Consiglio. Camiolo può crederci, protagonista di una delle più grandi occasioni, se non la più grande occasione a gol di questo secondo tempo di gara. Camiolo al Tubertocone Marino, in cui è riuscito a uscire bene sulla palla bassa mentre si è lanciato contro il portiere Camiolo. Resta con le maniche, sarà giallo. Cirafice ancora. Pucci, disturbato da Vinicius, gliela strappalo, Vinicius ancora, vuole, apre le braccia, fa sportellata in mezzo a due, prova a puntare pure Spampinato che va giù, non c'è fallo, si continua a giocare, rimessa con le maniche, sarà in favore del Casteldaccia, contenuto al meglio qui Vinicius, ha dovuto però richiedere l'intervento di 3 maglie gialle su di sé. Rimessa laterale che sarà per il Casteldaccia. Mocciaro, Sferruzza vuole andare, va a chiudere per Omaggio, un po' impreciso Consiglio, palla da Mastro Paolo, subisce una Spencer Dani, sarà calcio di munizione per l'Otro Sancire Giorgio. Tarantino, ancora lui, occhio che scappa di Peri, Tarantino contro Camiolo, va proprio da Di Peri, di prima vorrebbe andare dentro troppo forte e dà più potenza che precisione a questa palla verso Vinicius, trovando una lettura comoda delle Casteldaccia che ora vorrebbe ancora con questi lanci andare in scarichi proprio 10-9. Mocciaro destro verso Sferruzza, occhio che buona Sferruzza, fermato, c'era il 3, Camiolo tenta di andare dentro, Sferruzza va giù, cerca il contatto che non c'è, ma sembra ormai essere bene stabilito l'indirizzo, il metro di giudizio dentro l'area di rigore su Sferruzza, che ha cercato più volte il contatto a entrare, questa volta non arriva ancora la chiamata dell'arbitro, ma in maniera corretta c'è da dire. Maggio, che Partini Caudace attacca. ci dicono che dall'altro campo, dal Terrasini, cerca il Partinico di riportarlo in pareggio. Fin qui si resta sull'1-0 qui, 1-0 anche lì per l'Atletico Palermo. In questo momento, al 70°30, sarebbe salvezza diretta senza eventuali play-out. In questo momento, ma ancora è lunga l'attesa per la festa. Ora chiaramente da quel campo l'Atletico Club Palermo non ha interesse diretto e necessità nel fare punteggio. Qua 42. 1-1. È arrivato il pareggio del Partini Caudace intanto. Il pareggio del Partini Caudace 1-1 al campo di Terrasini. Diciamo non c'è esigenza diretta di trovare punteggio. Allo scadere degli ultimi minuti finali è arrivato il gol del Partini Caudace che pareggia per 1-1 contro la prima in classifica, già promossa matematicamente. Riessa laterale per l'Otro Sancire Giorgio, mentre ci avviciniamo agli ultimi 15 di gioco. Arriva l'1-1, la conferma, la notifica.
palla in avanti, deve sganciarsi Spampinato contro Barbera. Barbera ancora vuole la giocata, va giù qui Spampinato, palla che resta ancora in campo sotto occhi l'assistente, esce dopo l'ultimo tocco di Barbera, sarà rimessa con le mani per il Casteldaccia. Spampinato senza fretta ad andare lungolinea. Sferruzza, manca il controllo, palla che scappa via, Tripiano lo disturba, batterà questa rimessa con le mani Francesco Tripiano, ex Geraci, ex Accademia Ribolla. La giocata dal 3, poi al 7, vorrebbe puntare ancora. Di Peri gioca dietro, occhio, palla messa dentro, Gambino verso Vinicius, è comodo qui Calandra, sicuro nella presa, la chiama e la fa sua. Non arriva Vinicius a prenderla, prima di lui c'è Calandra. Calandra mette giù, Vinicius arriva in pressione. C'è cambio nel Casteldaccia. Vediamo chi entrerà in campo, andando fuori Joseph Sheriff al suo posto, pronto a entrare. Vediamo se mi verrà comunicato. Dentro è maglia numero 13, Mirko Abate. Fuori Sheriff, fuori l'11, dentro il 13 Mirko Abate al posto di Sheriff quando mancano 13:30 alla fine. Lancio lungo, Sferruzza vuole la giocata di prima, non c'è nessuno che l'appoggia su quel lato, quella che torna comoda nuovamente per l'oratore San Cile Giorgio, mentre siamo ancora sull'1-0 sulla rete fin qui trovata da Fazio dal primo tempo su assist di Sferruzza, il bomber di questa squadra ancora in lotta per il titolo da cannoniere. Gira palla, ci sono dietro, manda via dalle parti di Amodeo, occhio che disturba Abate. Amodeo contro Abate, la tiene il 2 in maglia scacchi bianche e rosse, Tripiano lascia lì, trova il doppio scambio e trova l'1-2, la vorrebbe Di Peri sull'altro lato, cerca di giocare sul lato opposto, devono essere parti da Barbera che stavolta va dall'8 e quindi lancia per Di Peri, si tenta di sovrapporre pure Tarantino, sembra essere contro il così, Tarantino può andare, Tarantino ancora, Di Peri deve sganciarsi presti, Giacomo va a contrasto, vuole la resta lì, Di Peri vorrebbe il calcio d'angolo, lo trova, l'ultimo tocco del 15 la fece, sarà calcio d'angolo per l'ottore San Cile Giorgio. Potrebbe essere valida ancora la soluzione corta, non se è così, invece no, Di Peri gioca dietro al limite, a rimorchio, pronto per il tiro. Forse controllo un po' lungo, entra in aria, quello che arriva il mancino dentro l'area di rigore, tolto dal Casteldaccia che ora vorrebbe andare in contropiede. Pici la chiama Sferruzza sulla corsa e contropiede sopra l'unità, c'è pure Abate sul lato opposto. Sferruzza ancora, corre, trattenuto. Sferruzza contro Marino che continua a uscire in maniera sicura ma al limite. Ripete Teso, chiaramente con mestiere. Gestione gira palla, Mastro Paolo. Tripiano. La vuole ancora sul centro qui. Uno tra Barbera e Vinicius. Sicuro presti Giacomo nel toccare a riportarla dall'estremo difensore Calandra. Mentre finisce allo stadio Favazzo di Terrasini 1-1 tra Atelier Club Palermo e Partenico Audace. Quindi in caso di questo risultato si andrà ai play-out ormai, in quanto la distanza è di 4 punti, la formazione sopra. Sarà calcio d'angolo, così sì, calcio d'angolo per il Casteldaccia, vediamo se arriverà la conferma. Ho rimesso con le mani, sembra essere calcio d'angolo per il Casteldaccia, è così. Mentre ci avviciniamo all'80°, no, rimessa con le mani, errore mio. Rimessa laterale per il Casteldaccia, si affiderà a Spampinato, che andrà a cercare però l'area di rigore probabilmente in questo lancio lungo. E così infatti Spampinato, uno dei due ammoniti nel Casteldaccia, occhio che scappa Marino, deve tenerlo in qualche modo Sferruzza, si fa spallo, si fa spazio con la spalla da solo. E il lancio troppo lungo, buono solo per rinvio al fondo dall'oratore San Cile Giorgio.
invia al fondo più corto possibile, dentro proprio area di rigore. Tarantino per l'8, giocate avanti, Gambino riesce a fare sulla verticale, 80esimo esatto, 80esimo preciso, 10 minuti al 90esimo a partire da ora. Gambino la perde sul recupero di Picci, giocate in avanti, scivola al momento del passaggio Fazio, giocatore che fin qui decide momentaneo gol dell'1-0 del Casteldaccia. Di Peri disponibile, Ciro Fisci arriva, si abbracciano ancora lì sul lato di sinistra. Ora Camiolo, Tarantino da un 3 all'alto, da un 3 giallo, uno in maglia scacchi bianche e rossi. Maggio, gioca dal 4 metri giù Gambino, in avanti vorrebbe girarsi Barbera, non glielo permette, Presti Giacomo allunga bene questo il pedone sul contrasto. Barbera, Tripiano, lo aspetta Abate, Tripiano ancora vorrebbe andare, sgasta Tripiano, Abate tocca Calandra, la blocca ma era già uscita, calcio d'angolo per Donator Sancira Giorgio che cerca di portarsi davanti nei minuti finali di questa partita, di quest'ultima partita per questa regular season, per essere a playout. Addentra tolta, la manda via il difensore del Casteldaccia. Camiolo l'uomo più avanzato contro Tripiano, è disponibile pure Marino e questa è la scelta favorita di Francesco Tripiano che torna dietro le parti di Simone Marino. Ora Maggio, mister Bernardo chiama a ricomporsi in mezzo al campo. Maggio qui sventaglia perfettamente preciso sulla posizione del compagno. Là dentro di testa Raia la toglie, Tripiano manca la gancia, Abate disturba, Gambino torna lì dalle parti del suo numero 8 Consiglio. Gol al 6, Maggio, Tarantino ancora, torna da Maggio, vice capitano e capitano al rapporto, palla però questa errata, va in avanti, posizione di fuorigioco, arriva ora la chiamata dell'arbitro, fuori gioco di Sferruzza, era oltre l'ultimo uomo Consiglio del Donator Sancira Giorgio. Sventola la bandierina l'assistente dell'arbitro, fermando il gioco, riconsegnando il pallone così alle Casteldaccia, al Donator Sanciro, perdonatemi. Va giù Barbera, vorrebbe il contatto che non c'è, in avanti Sferruzzo, c'è ancora fuori gioco, ancora bandierina alta dell'assistente. Viene chiamata un'irregolarità sulla posizione di partenza di Sferruzza, l'ennesimo fuorigioco chiamato all'attaccata al bomber del Casteldaccia. La palla torna in gioco, Consiglio, Tarantino, Gambino prova ad uscire, non riesce più, deciso nella uscita palla al piede invece il numero 2 di mister Tarantino, rimessa con le mani che saranno momento ancora per il Casteldaccia. Rimessa laterale, Casteldaccia va spampinata a metterla in gioco, il terzino di sinistra che sale per Giovanni viene richiesto per un cambio del pallone, mentre è pronto un cambio, è pronto a entrare il numero di Provenza, eccolo Giuseppe Provenza. Andiamo fuori il capitano, fuori Presti Giacomo, al suo posto Provenza in maglia numero 20, mentre fuori anche Giorgio che la decide, fin qui fuori Fazio al suo posto. Non abbiamo riconosciuto il numero, lo comunicherò tra qualche istante, sembra essere, no, vorrei sbilanciarmi, vediamo il 17, così professore D'Amico, dentro il 20 e il 17 dentro Provenza e D'Amico. Provenza classe 2007, D'Amico classe 2005, al posto di due senatori dello spogliatoio come il capitano Presti Giacomo e Fazio, giocatore che fin qui decide il gol che vale 1-0. Intervento pericoloso su Spampinato, si ricomincia dietro la Calandra, mentre si propone Provenza. Provenza, quindi 2007, appena uscito da questa stagione degli allievi. Sferruzzo vuole farsi spazio, sbraccia troppo sul corpo dell'avversario, c'è fallo ai danni di Amodè, calcio di punizione già battuto da Marino. Quando stiamo per entrare negli ultimi 5, mancano 20 secondi agli ultimi 5 minuti di gara, con totale 5 minuti e 20, posizione regolare di Barbera che può andare, entrare c'è Vinicius.
Barbera dentro, toglie il 6, toglie Raya. Ora il Diastella, la prima palla toccata. Occhio che c'è la persona che torna dietro, non riesce a mantenerla tra i piedi e trovare la giocata, così al super toccato qui Rossoro D'Amico. È stata la che torna ad essere per il San Siro Giorgio. A 5 minuti finali, 300 secondi al 90esimo. Tiro da fuori, centrale in pieno Spampinato. Palla dentro, va, anda via Raya. Gambino con lo spazio per il tiro. Provenza riesce a disturbare bene l'intervento. È primo intervento della sua partita, anche secondo. Bene, va giù, Abate, fallo commesso. E Dani di Mirko Abate in un tentativo di ripartenza, palla al piede. Si sgancia, viene colpito però da Di Peri. Calcio di punizione che torna ad essere per il Casteldaccia. Batterà Calandra, senza fretta di battere. Lungo Calandra. Vorrebbe Sferrusso, non lo trova. Amodeo, fin qui non riesce ancora a timbrare il cartellino Sferrusso, il bomber, che ha andato comunque a referto dell'arbitro. A referto della partita come assist sul gol di Fazio. Sul gol che fin qui decide momentaneo 1-0. Provenza va dietro. Calandra. Lancia Calandra, ancora ennesimo lancio lungo, Spampinato non tocca, Tripiano sì, e la rimessa con le mani tornerà a essere ancora in favore del Casteldaccia, che può continuare a cadere sulla bandiera di sinistra, sul lato di sinistra. Spampinato, Sferruzza, strappa ancora Sferruzza, occhio contro Marino, esce ancora, ennesima buona copertura sull'uscita sulla palla bassa di Marino, che riesce a neutralizzare la salita palla al piede di Sferruzza. Tarantino gioca dietro, palla all'8. In mezzo Consiglio, poi Gambino, nuovamente Consiglio, mentre la chiama Di Peri che rientra fuori gioco, la riceve ora Di Peri, passa sull'uomo, viene colpito, c'è un giallo che arriva per il numero 15 del Casteldaccia, monito Cilafici, il terzo monito della partita, giallo per Cilafici. Il quarto della partita, il terzo del Casteldaccia, contando una munizione di Vinicius. Palla come Di Peri, fermato, tentativo di corsa, sarà calcio di punizione per l'Autoro San Siro Giorgio. Maggio vuole il tiro da fuori, Calandra deve bloccare, si va a trovare pronto senza sbavature su questa presa. Sul tiro di Maggio, uno dei primi interventi di Maggio sulla partita. Ora da una porta all'altra, da Calandra a Marino. Bucata di Vinicius, ci arriva Vinicius, occhio, occasione per l'Oratorio, eccolo qui che arriva Calandra, chiude bene il primo palo, riesce a chiudere la traiettoria sul primo, sul tentativo di Vinicius che riesce a prendere questa palla sulla profondità direttamente dalla porta dell'Oratorio. Vinicius apre il destro, cerca il primo, Calandra resta attento sul primo palo, concedendo al massimo un calcio d'angolo, mentre c'è un cambio nell'Oratorio nella formazione ospite. Fuori Amodeo, maglia numero 2, dentro in maglia numero 17. Giuseppe Prestia, ex Cus Palermo. Dal settore giovanile. Calcio d'angolo per l'Autoro San Siro quando manca 1 minuto e 30, mancano 90 secondi esatti al 90esimo. Al termine di questa regular season e poi testa alle fasi calde, testa ai play-out. Calandra comodo nel raccogliere questa palla vagante. Vuole andare lungo Calandra, si fa spazio Sferruzza, apre i gomiti, trattenuto ancora Sferruzza, il fallo è stato commesso ai danni dell'attaccante, ma il numero Sferruzza, fallo commesso da Tarantino, sembra essere così, l'arbitro ha indicato il lato dell'oratorio, infatti è così, calcio di munizione per un fallo commesso da Tarantino e di Sferruzza. Calcio di punizione Casteldaccia, quindi viene richiesto un cambio, ancora l'arbitro non si avvia ad ufficializzarlo, è quello che arriva ora, fuori Spampinato, vediamo chi entra al suo posto, sembra essere maglia numero 14 Cristian Caminita, dovrei avere la conferma, è così dentro il maglia numero 14, debutto per Cristian Caminita, esordio per Ragazzo Calcio 2008 in questi minuti finali del Casteldaccia, esordio stagionale per Caminita. Allontana col tacco il capitano, Maggio con personalità col tacco. Caminita, prima palla toccata dal suo ingresso in campo.
giocatore classe 2008, giocatore che con lo stato potrebbe ancora giocare negli allievi. È entrato in campo ora in eccellenza. Una partita delicata come questa, l'ultima di campionato. Dietro gestione, si ricomincia dietro Raia, ritrova Calandra quando siamo al 90esimo ora. Aspettiamo comunicazioni da parte del direttore di gara sull'eventuale recupero. Camiolo scambia con Sferruzza, ancora Camiola, la vorrebbe sulla corsa il compagno, che al tiro da fuori. Marino si va a trovare pronto qui sulla botta, riesce a bloccare in due tempi, prima per neutralizzare, poi per farla su definitivamente, ma velocità, gioca veloce in mezzo al campo. Palla dalle parti di Gambino, può andare Alessio Gambino, vorrebbe l'imbucata, bene qui alla ricerca di Vinicius, un'altra occasione simile a prima. Vinicius contro Calandro, la manda alta Vinicius, la manda alta sul taglio, sulla profondità di Vinicius, servita solo contro la porta al 90esimo e 30, occasionissima per l'altro Sancire Giorgio, che ha rischiato addirittura di andare a pareggiarla nel finale. Si resta solo 1-0 per il Casteldaccia, la manda alta questo Vinicius. Errore da parte dell'attaccante, ma il numero 9 della formazione ospite. Novantunesimo. Ancora non sono arrivate comunicazioni sull'eventuale recupero. Lungo il lancio. Salta Sferruzza, tocca quanto basta, Camminita prova a prolungare le spalle, si resta lì sulla pressione del Casteldaccia, deve tornare in posizione numero 17 D'Amico per aspettare lì sul lato. Occhio, ancora il 15 che toglie sul solito scontro contro Di Peri. Camiolo non arriva, né lui né Consiglio. Tarantino gioca in mezzo, Mastro Paolo, Tarantino. Palla da Consiglio, vorrebbe Gambino, bene qui Pucci con eleganza riesce a mettere giù, agganciare questa palla, torna da Calandra che non ci pensa un attimo per farla volare via, vorrebbe coinvolgere ancora Sferruzza. Alle spalle c'è il 6, alle spalle c'è Maggio. Mastro Paolo contro Pucci, chiude puntuale sul pallone Pucci ancora. Protagonista di una gran partita Pucci. Vorrebbe andare Pucci, Tripiano lo rincorre. Tocca per ultima rimessa laterale per il Casteldaccia quando siamo a 2 minuti oltre il 90esimo. Si gioca dietro Calandra. Lancia lunghissimo più che può. Vuole Sferruzza, non lo trova ancora. Camiolo non è ottimo per il 10, non riesce ad arrivare così, poi viene messo giù in mezzo al campo Mirko Abate. Fallo commesso da Daniel 13. E calcio in missione che sarà per il Casteldaccia. Fallo commesso ai danni di Abate, uno dei giocatori subentrati che era in corso. Siamo al finale di gara, al finale di questa regular season. Sferruzza senza il fischio dell'arbitro viene cercato per sfruttare l'effetto sorpresa, non arriva ancora. Marino deve tenere con i piedi, svirgola un po' sul lancio, va larga con l'esterno, rimessa con le mani che sarà ancora per il Casteldaccia quando sono passati 3 minuti dal 90esimo. 93esimo, ancora il recupero non sa niente. Pucci allarga tutto. Abate vuole far correre ancora, poi la carezza lì Sferruzza a cercare il primo. Marino ancora a chiudere la porta, sempre sul primo palo. Il terzo intervento che riesce a chiudere sul tiro di Sferruzza alla ricerca del primo. Non riesce a segnare ancora in questa ultima giornata di campionato Sferruzza. Fin qui davanti a sé un gran Marino con delle grandi uscite su queste palle basse. E calcio d'angolo che sarà per il Casteldaccia. Va dentro Marino, blocca. Occhio al lancio lungo, deve ricomporsi del Casteldaccia, c'è soltanto un giocatore a fuori reparto. Barbera mette bene giù, si sgancia però dietro Abate, non lo lascia girare, non gli lascia nemmeno l'idea di girarsi. Camminita gioca, Pucci con calma, con controllo va in avanti Casteldaccia. Sferruzza si propone, c'è l'Angelo Cerafeci, non arriva a essere servito prima Tarantino, mentre siamo al 94esimo. Arrivano le prime richieste di tempo da parte delle poche persone che sono fuori, in quanto la partita è a porte chiuse. Barbera contro Abate ancora, Abate sicuro sull'intervento, lui non va capito dopo l'uscita dal campo sia di Presti Giacomo che del vice capitano del Casteldaccia. Quindi si dà però Sferruzza, diventa Abate il nuovo vice capitano, sarebbe lui quindi quando è presente in campo. Sale Casteldaccia, vuole alzare il più possibile la linea difensiva per
non lasciare dentro l'area di rigore ai giocatori avversari. Quindi Gambino che vuole puntare, posa sull'uomo, ok Gambino, occasione nello scadere, sterza bene Gambino, viene controllato al massimo da Cirafici, che deve anche proteggere, deve anche temporeggiare in quanto è ammonito. Calcione che è stato portato da San Ciro Giorgio al 95esimo. Gambino dentro, cerca la gira da Maggio, la manda larghissima mentre fischia 3 volte il direttore di gara, fischia 3 volte il signor Azzolina, manda le squadre di spogliatoi, vince il Casteldaccio e finisce così questa regular season per queste due squadre. 1-0 per il Casteldaccio sulla rete di Faseto dal primo tempo. Saranno quindi play out per queste due squadre, visto il pareggio delle partite contro la prima in classifica l'Atletico Palermo. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per il pomeriggio basta insieme. Un saluto, alla prossima da Filippo Alongi e grazie sempre.